Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Frana di Niscemi, i presidenti delle assemblee regionali e delle province autonome in riunione plenaria nel comune di Seno nella mattinata, intanto sopralluogo della procura. Agrigento, dissesto d'emergenza, un tratto di strada è rimasta sospeso nel vuoto, le fondamenta delle case completamente scoperte. L'area del crollo in via Firenze è stata transennata e chiusa al passaggio per motivi di sicurezza. Meteo ancora allerta, l'ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia occidentale e settentrionale arriverà sul Messinese tra la serata e la mattinata di domani. Oggi scuole chiuse a Trapani e Palermo. Un laboratorio artigianale in provincia di Trapani e vari sequestri di materiale esplosivo nel Catanese, armi inviate attraverso corrieri inconsapevoli. Un'operazione dei carabinieri partita dall'Abruzzo porta all'arresto di 3 persone in Sicilia. Enti locali stoppa la riforma all'indomani dell'approvazione dell'articolo di legge che introduce la rappresentanza femminile al 40% nelle giunte comunali. Arriva una battuta d'arresto. Sant'Agata con l'Ottava si concludono le celebrazioni in onore della patrona. In mattinata l'apertura del Sacello, diretta su Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web a partire dalle 19. Cinema, Le cose non dette è il thriller sentimentale con cui Gabriele Muccino affonda nelle crepe della borghesia emotiva italiana. Non una storia d'amore, ma una vera resa dei conti. Fra i protagonisti l'attrice siciliana Miriam Leone. Il calcio, il Catania senza lunette, Corbari squalificati, prepara la partita di Siracusa tra Sorrento e Cerignola. I rossazzurri hanno perso 5 punti, ma nessuno è disposto ad alzare bandiera bianca nella lotta per il primo posto. Di nuovo bentrovati, dunque come avete sentito in apertura andiamo subito a Niscemi. I presidenti delle assemblee regionali e delle province autonome arrivano nel comune nisseno per testimoniare in una riunione plenaria vicinanza alla comunità e anche supportarla in questo momento di grande difficoltà. Dal comune di Niscemi in collegamento c'è Luca Ciliberti. A te Luca. Buongiorno, in diretta dal comune di Niscemi, non solo solidarietà, non solo testimonianze di vicinanza, ma anche aiuti concreti da parte delle regioni italiane. Oggi i presidenti delle assemblee regionali riuniti qui, c'è tutta Italia praticamente a testimonianza, dicevo prima, di vicinanza concreta alla Sicilia, colpita non solo a Niscemi dalla frana, ma anche dagli eventi del maltempo, dal ciclone Henry che ha devastato praticamente tutta la costa ionica siciliana. Con il presidente Galvagno che fa da padrone di casa, perché questo posto, perché questa riunione oggi? Intanto devo ringraziare il presidente Antonio Laurigemma, che è il presidente del Consiglio regionale del Lazio, oltre che il presidente, diciamo, di tutti i presidenti dei Consigli regionali d'Italia, per aver accettato l'invito. Come ricorderete, io qualche giorno dopo l'emergenza mi ero lamentato di quella che era una disattenzione da parte di alcuni media nazionali e del resto d'Italia. Invece do merito al presidente Antonio Laurigemma di aver convocato in maniera immediata una plenaria e ha fatto sì che oggi tutta Italia, veramente i presidenti di tutti i consigli regionali d'Italia, chi da remoto, chi in presenza, fossero presenti, e tra l'altro non soltanto per, così come qualcuno dice, fare qualche passerella, ma invece per voler andare avanti insieme all'amministrazione comunale per andare a capire quelle che sono le priorità e quello che noi come Consiglio regionale tutti possiamo fare. Quindi ancora grazie al Presidente e a tutti coloro i quali sono voluti venire da tutte parti d'Italia. Presidente, ma cosa verrà fuori da questa riunione di oggi? Ma oggi Niscemi è il simbolo dell'Italia, rappresenta l'Italia e la presenza qui di tutte le assemblee legislative è una presenza e non di forma. Oggi dobbiamo dare supporto risorse per far fronte ai circa 1500 sfollati, ma nello stesso tempo dobbiamo incominciare a lavorare per far fronte a queste continue emergenze climatiche. Lo stiamo vedendo non solo sul il territorio della nostra nazione, ma anche spesso sul territorio europeo. Abbiamo visto pochi mesi fa le situazioni degli allagamenti in Spagna, quello che sta succedendo nel nord Europa e anche al centro Europa. Purtroppo un'emergenza climatica che vede in pochi minuti far scendere una quantità d'acqua paragonabile a quello che quantità che viene durante l'arco di un anno. Allora, questa stessa riunione, Presidente, è stata, diciamo, questo
come è stato inaugurato per l'apporto concreto qual è, diciamo, in questo momento e quale sarà in futuro? In questo momento le assemblee legislative delle regioni ma anche delle province autonome si attivino per reperimento di risorse per dare risposte immediate ai circa 1000. Poi analizzare e far fronte con una visione e una prevenzione per dare mezzi e strumenti idonei ai comuni per le emergenze climatiche, ma nello stesso tempo anche col Comitato delle Regioni che è a Bruxelles cercare di dar vita ad una protezione civile europea con stanziamento di risorse e soprattutto di progettualità per dare risposte adeguate alle emergenze climatiche. Grazie al Presidente Rigema, grazie al Presidente Galvagno. C'è stato oggi anche il sopralluogo della Procura sui luoghi della frana qui in Niscemi e il servizio di Gerritale e poi la linea può tornare allo studio. Prosegue l'inchiesta per la frana di Niscemi. Questa mattina, poco prima delle 11, si è concluso in procura a Gela un briefing tecnico che segna una prima svolta nelle indagini. A coordinarle è il procuratore capo Salvatore Vella, insieme al pool di magistrati ed esperti impegnati a chiarire le cause del crollo e ad accertare eventuali responsabilità. Al vertice hanno partecipato anche 3 consulenti nominati dalla procura: Chiara Cappadonia, professoressa di geologia applicata, Edoardo Rotigliano, docente di geomorfologia, e Maurizio Gasparo Morticelli, esperto di geologia strutturale. Un team chiamato a ricostruire la dinamica dell'evento con rilievi scientifici e analisi approfondite. Già da oggi sono scattati i primi sopralluoghi sul campo. Le verifiche partono dalla valle sotto il coronamento della frana, il punto più delicato e stabile del fronte di scivolamento, dove polizia e vigili del fuoco stanno effettuando rilievi, misurazioni e campionamenti. Domani invece, meteo permettendo, l'indagine si muoverà dall'alto. Sono previste ricognizioni aeree in elicottero per mappare l'intera area colpita, valutare l'estensione del dissesto e individuare nuove criticità. L'obiettivo è capire se la frana fosse prevedibile e prevenibile e se vi siano state negligenze nella gestione del territorio. Un'inchiesta che punta a dare risposte rapide e chiare a una comunità ancora scossa, mentre l'attenzione resta alta su un territorio fragile e ad alto rischio idrogeologico. E ci spostiamo adesso ad Agrigento, dove il dissesto in via Firenze è diventato una vera e propria emergenza. Un muro di contenimento crollato ha trascinato con sé parte della strada, lasciando un tratto di carreggiata sospeso nel vuoto. Tutte le famiglie dello stabile sono state allontanate dalle loro case, mentre l'area è stata recintata e resa inaccessibile. Davide Sardo. Le immagini fanno paura. Un tratto di strada sospeso nel vuoto, il muro crollato, le fondamenta delle case completamente scoperte. Siamo in via Firenze, traversa di via Manzoni ad Agrigento. Qui il dissesto urbano è diventato emergenza. A fine gennaio il cedimento di un muro di contenimento ha trascinato con sé parte della carreggiata. Oggi resta una ferita profonda. Asfalto spezzato, terra franata, tubature piegate sotto il piano stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno disposto lo sgombero dello stabile. Tutte le famiglie hanno lasciato le loro case. Il dissesto strutturale è stato accertato. L'area del crollo è stata transennata e chiusa al passaggio per motivi di sicurezza. I residenti però raccontano che il problema andava avanti da tempo. Infiltrazioni e perdite d'acqua avrebbero lentamente scavato sotto la strada fino a far cedere il terreno. Ora si chiede un intervento rapido e definitivo per mettere in sicurezza la zona ed evitare che questa ferita nel cuore della città possa trasformarsi in tragedia. La situazione maltempo in Sicilia e l'attesa anche per il peggioramento previsto per le prossime ore. Ma intanto c'è l'allerta gialla su tutta l'isola e arancione in provincia di Messina. Chiuse le scuole a Trapani e Palermo. Sentiamo Francesco Triolo. Il peggioramento è atteso per le prossime ore. L'ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia arriverà sul Messinese, dove oggi sta segnalata l'allerta arancione tra la serata e la mattinata di domani, ma intanto sono state attivate tutte le precauzioni del caso da parte dei vari comuni. A Messina questa mattina la situazione era questa: un vento impercettibile quasi a segnalare la calma prima della tempesta. Il sindaco ha comunque chiuso ville comunali e cimiteri e attivato il COC in previsione dell'aumento della velocità del vento previsto anche sino a 90-100 km/h. Proprio per questo verrà deciso nelle prossime ore se chiudere domani le scuole
che invece oggi sono rimaste aperte nel capoluogo, ma chiuse nella zona tirrenica da Milazzo a Barcellona, Pozzo di Gotto, Tessina a Villafranca. Scuole chiuse anche a Trapani e Palermo. L'ordinanza nel capoluogo disposta dal sindaco Roberto Lagalla è stata assunta in via precauzionale nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione Civile. I bollettini meteo infatti prevedono forti raffiche di vento che potrebbero superare i 95 km/h. Allerta meteo gialla anche a Caltanissetta, anche lì chiusi al pubblico cimitero, impianti sportivi, ville e parchi giochi. Il Dipartimento di Protezione Civile regionale ha diramato una serie di raccomandazioni chiare per la popolazione: evitare le zone costiere, niente passeggiate sui moli e scogliere, nessuna attività marittima e mettere in sicurezza barche e attrezzature nelle aree esposte, ed è fortemente consigliato limitare al massimo gli spostamenti non necessari. La pagina della cronaca, armi e materiale esplosivo arrivavano tramite corriere. Quanto scoperto dai carabinieri abruzzesi, le indagini hanno portato alla scoperta di 2 laboratori a Trapani e ad Acicatena nel Catanese. 3 le persone arrestate. Laura Spanò. Esplosivi ed armi vendute anche attraverso spedizioni affidate a corrieri inconsapevoli, quanto scoperto in un'operazione partita dall'Abruzzo e condotta dai carabinieri su scala nazionale e che ha interessato anche la Sicilia. 3 le persone finite in manette in fragranza di reato tra Trapani e Acicatena. A Lenzi, frazione di Valderice, i militari dell'Arma del Comando Provinciale di Trapani hanno arrestato un 40enne che utilizzava un vero e proprio laboratorio artigianale per la realizzazione di materiale altamente esplodente e una postazione informatica per la commercializzazione sul web. Rinvenuti e sequestrati ben 210 kg di materiale esplosivo altamente offensivo confezionato in 2108 ordigni. Ad Acicatena i carabinieri di Acireale hanno arrestato un 39enne e un 37enne trovati in possesso all'interno di un garage di un vero e proprio magazzino di ordigni esplosivi artigianali ad elevatissimo potenziale offensivo, 307 kg in 780 manufatti micidiali. Questo conteneva l'arsenale. L'inchiesta trae origine dall'arresto nel 2023 a Penne, nel Pescarese, di un uomo trovato in possesso di 177 ordigni artigianali e oltre 15 kg di esplosivo, episodio da cui sono partiti gli approfondimenti investigativi. Ora si cerca di capire se quel materiale esplodente arrivava anche dalla Sicilia. Paura in Corso dei Mille a Palermo per una tentata rapina a una gioielleria. È stato sparato anche un colpo di pistola. Il commerciante, dopo aver sollevato la saracinesca, è stato spinto all'interno del negozio da 3 persone. Il negoziante ha reagito ed è stato colpito a calci e pugni. Sentiamo Marco Gulla. Oggi questa gioielleria con prora è rimasta chiusa. C'è ancora paura per quanto successo. Siamo vicini piazza Torrelunga a Palermo e qui ieri pomeriggio c'è stata una tentata rapina con un colpo di pistola sparato da uno dei rapinatori che per fortuna non ha ferito il gioielliere, soccorso dai sanitari del 118 per i calci e i pugni ricevuti. Il commerciante, dopo che ha aperto la saracinesca, è stato spinto dentro il negozio da 3 persone. Uno di loro aveva uno zaino giallo dello stesso tipo utilizzato dai rider. Il negoziante ha reagito ed è stato colpito mentre uno dei rapinatori ha sparato un colpo di pistola. L'inattesa reazione ha spiazzato i 3 che sono fuggiti via, portando via solo la chiave della cassaforte. Il gioielliere è stato portato all'ospedale civico. Le sue condizioni non sono gravi, ma è in stato di shock. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Una donna che non vuole essere ripresa ci dice: qui ormai sta diventando un Far West. Io dopo le 16 non esco più di casa. La politica adesso, torna il voto segreto di scena all'Arse, arriva uno stop alla riforma degli enti locali. Il tutto dopo che era stato approvato l'articolo di legge che introduce la quota rosa al 40% nelle giunte comunali. Maglio Viola. Stop alla riforma degli enti locali. All'indomani dell'approvazione dell'articolo di legge che introduce la rappresentanza femminile al 40% nelle giunte e aumenta gli stipendi di sindaci e assessori dei comuni minori, la legge subisce un'improvvisa battuta d'arresto. Pomo della discordia l'articolo 10 sulla digitalizzazione degli archivi comunali. Bocciature su bocciature con il voto segreto fino a giungere alla beffa finale, quando si vota l'intero articolo, 33 contrari su 34 presenti in aula e scoppia il putiferio. Sullo sfondo
fondo il sospetto di un tentativo di bocciare la legge nel suo complesso, vanificando dunque gli articoli fin qui approvati, ma i deputati di maggioranza negano. Nel mirino c'è invece il presidente della commissione e relatore della legge Ignazio Abbate, esponente DC, additato da Forza Italia come responsabile di aver portato in aula un articolo inutile e poco chiaro. È l'ennesimo scontro nella maggioranza, ma stavolta è in chiaro e causa il rinvio della trattazione della norma la prossima settimana. Sulla graticola ci sono centinaia di sindaci che attendono il voto della riforma per sapere se in primavera potranno ricandidarsi. Fra le norme ancora da approvare infatti c'è il consigliere supplente, ma anche e soprattutto il terzo mandato per i sindaci dei comuni più piccoli, tema sul quale spingono soprattutto autonomisti e Lega. Ma che si riesca a trovare un accordo o meno rischia di essere già troppo tardi. La legge eventualmente approvata dopo metà febbraio, fra collazione e pubblicazione potrebbe vedere la sua prima applicazione dal 2027, se, come sembra, la data delle elezioni amministrative 2026 non andrà oltre la prima metà di giugno. Ancora festa e devozione a Catania, dove oggi si festeggia l'ottava di Sant'Agata. Il parroco della cattedrale Sciontino nella festa dei Carusi, dice la nostra diretta, a partire dalle 19 a reti unificate con Telecolor, Antenna Sicilia e Sicilia Web. Giusy Lazzara. Ritorna ai suoi devoti anche se per un giorno. Oggi l'ottava delle celebrazioni di Sant'Agata a Catania. In cattedrale c'è la fila davanti alla cameretta, in tanti si accostano alle reliquie. C'è chi porta anche un omaggio floreale. Gli avevo promessa e di conseguenza oggi ho adempiuto. Ce la sento dentro, la sento come tutti noi. Quest'anno è il 900° anniversario del rientro delle reliquie e si celebra il Giubileo agatino, il primo bilancio del parroco della Basilica Cattedrale. Abbiamo parlato troppo e anche male della festa di Sant'Agata, abbiamo dato troppa importanza alle corde, alle stanghe, alle cose della festa di Sant'Agata e abbiamo dato molta poca importanza alla testimonianza di Sant'Agata. Il soggetto della festa è Sant'Agata e mi permettete di utilizzare un'espressione, e no i Carusi che sanno a divettere. Non le mandi a dire il capovara Claudio Consoli sui ritardi della processione e la gestione dei cordoni. È stata una processione vergognosa. Ora io non voglio fare tutta l'erba un fascio, però bisogna capire una cosa, c'è un cordone che sta andando alla deriva. Io sono sceso 2 volte e me ne sono andato nel cordone rimproverando i devoti, perché io ho detto scusate, mi fate suonare in quella maniera, cioè a parte che non è dignitoso, ma poi bisogna tirare. Nel frattempo ho buttato fuori un po' di persone che ho trovato là che bivaccavano senza sacco, perché si è ripreso a camminare. Ma questo è arrivato fino a Piazza Iolanda, perché poi dopo Piazza Iolanda la via Umberto siamo riusciti a farla in 5 ore. Apposta su questa parete della cattedrale la lapide che fissa nel marmo lo storico evento dell'esposizione congiunta dei corpi di Sant'Agata e Santa Lucia. L'iscrizione ricorda il pellegrinaggio delle spoglie di Santa Lucia da Venezia a Catania, avvenuto all'alba dell'anno giubilare, grazie al patriarca di Venezia Francesco Moraglia, oggi presente, e alla collaborazione tra le diocesi di Catania e Siracusa. La nostra diretta dalle 19 a reti unificate tra Telecolor, Antenna Sicilia e Sicilia Web. Adesso una storia per cui si sta tentando di correre ai ripari. All'Istituto Comprensivo San Giorgio arrivano le ronde contro i predatori di rame. Le parole dell'assessore Guzzardi che dice dobbiamo evitare altri danni. Tonino De Mana. Dopo 3 furti in 3 settimane con 700 metri di cavi rubati e danni per 100.000 euro si corre ai ripari all'Istituto Comprensivo San Giorgio messo KO dai predatori di rame. Niente lezioni almeno per una decina di giorni, il tempo di riparare tutto e quindi di riportare la luce a scuola. Nel frattempo, per evitare altri raid ed ulteriori danni, scendono in campo le ronde. Stiamo lavorando incessantemente come città, come comune, insieme alle manutenzione per ripristinare la scuola e far sì che entro qualche giorno i ragazzi possano rientrare a scuola in piena sicurezza. È un danno non indifferente, 100.000 euro che di questi tempi per il comune sono soldi. Sì, non è solo il danno dal punto di vista economico, ma è anche quello che può ricapitare. Vacanze forzate per gli alunni e poca voglia di far festa. Da queste parti il carnevale e i suoi scherzi non sono mai arrivati. Qualcuno era in maschera, ma travisato per rubare cavi di rame. E a proposito di carnevale, oggi è giovedì grasso, il giorno che dà il via ai festeggiamenti del periodo più colorato dell'anno. Nel servizio di Emanuela Corsi le immagini di alcuni dei carnevali più belli della nostra isola. Con
Con il giovedì grasso entra nel vivo la festa più colorata e vivace dell'anno. In Sicilia la tradizione del carnevale spopola in diversi comuni dell'isola con spettacoli, sfilate di carri e maschere. Quest'anno è il 12 febbraio, la data d'inizio della fase più intensa e vivace. Questa giornata dà il via ufficiale alla cosiddetta settimana grassa, un periodo di festa, colori e tradizioni che precede il martedì, con il clou dei festeggiamenti che chiudono anche le celebrazioni carnevalesche. Il nome grasso non è casuale, indica la possibilità di consumare cibi ricchi e abbondanti prima dell'inizio della Quaresima, quando si osserva invece un periodo di digiuno e penitenza che precede la Pasqua. In molte città siciliane le celebrazioni sono iniziate già nelle settimane precedenti, con eventi, spettacoli e attività per tutte le età. Qui siamo nel catanese, a Mister Bianco, dove il carnevale, con i suoi costumi più belli di Sicilia, non è soltanto uno dei più longevi e celebri dell'isola, ma rappresenta anche un patrimonio inestimabile riconosciuto a livello nazionale. La realizzazione degli abiti richiede mesi di lavoro, minuziosa ricerca e fantasia. Storie che si intrecciano tra i merletti e giochi di colori dipingono i tessuti. Queste opere d'arte possono anche pesare oltre 40 kg. A Sciacca, nel Agrigentino, il maltempo e soprattutto il forte vento ha modificato il programma. Le sfilate dei carri allegorici sono state posticipate di una settimana a partire dal 20 febbraio. Il Carnevale di Sciacca è uno dei più importanti d'Italia, annoverato tra i carnevali storici dal Ministero per i Beni e Attività Culturali. Il cinema adesso con Le cose non dette. Gabriele Muccino firma un thriller sentimentale teso che non fa sconti a nessuno e scava nei silenzi dell'amore raccontando la forza delle donne e l'inadeguatezza degli uomini. Un cast stellare con la siciliana Miriam Leone che Eva Spampinato ha incontrato insieme al regista. Penso spesso a quello che è successo in quei giorni. Le cose non dette è il thriller sentimentale con cui Gabriele Muccino affonda nelle crepe della borghesia emotiva italiana. Un film vero, duro, che non fa sconti a nessuno. Questo film racconta quanto sia difficile applicare la capacità di ascoltare quello che ci viene detto senza giudicarlo e lasciare agli altri la possibilità quindi di continuare a dirci quello che provano senza avere paura del nostro giudizio. E poi sarà il nostro turno. Ieri l'incontro con il pubblico nell'ultima tappa della presentazione del film dal cast stellare: Miriam Leone, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria. Un appuntamento fortemente voluto proprio da Miriam, che porta nelle sue città, ad Acireale e Catania, una riflessione che coinvolge tutti. Ha un talento pazzesco, un'aura, proprio l'aura, la star quality la chiamano. Che complimento ti ha fatto? Grazie, magari Gabriele, per me è un regalo. Due coppie in crisi, un viaggio a Tangeri che diventa detonatore. E fu come se i giorni del mio tradimento non fossero mai esistiti. C'era sempre stata Elisa accanto a me. Ma invece non era vero nemmeno questo. È molto facile scappare, solo che poi le donne in questo film a un certo punto si prendono la responsabilità di guardare in faccia le cose piuttosto di farle esplodere. Lei è una mia allieva, sapete? Ah, ma dai, si chiama Blu. Hai visto che brava lei che studia e lavora? Sì, cazzo. Sarebbe bastato parlare. Su Instagram hanno fatto anche, hanno preso proprio questo meme, questa citazione dal film, perché sarebbe bastato parlare, no? E poi c'è l'altro grande tema, la maternità, il rapporto genitori-figli, la distanza abissale tra generazioni di cui la piccola Vittoria porta su di sé i segni. Stai trattando come una ritardata, te ne rendi conto? Amore mio, tu sei ancora una bambina. Credo tu me lo daresti un alibi. Se facessi una cosa sbagliata me lo daresti? Certo che no. Adesso noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con la pagina sportiva e il calcio. Ben ritrovati, lo sport, il calcio, nella seconda parte del nostro telegiornale, un punto raccolto nelle ultime due partite. Il riscatto per il Catania passa da una doppia sfida regionale, sabato a Siracusa e mercoledì prossimo al Massimino contro il Trapani, squalificati per la gara del De Simone per un turno Lunetta e Corbari. Sergio Colosi. Il Catania non si arrende e rilancia la sfida al Benevento, giochi ancora aperti per la promozione diretta. Tra Sorrento e Cerignola i rossazzurri hanno perso 5 punti, ma nessuno è disposto ad alzare bandiera bianca. Sono 8 le lunghezze di distanza che potrebbero ridursi a 5 dopo il recupero di mercoledì prossimo al Massimino contro il Trapani. Prima ancora la squadra di Toscano disputerà un altro derby, sabato al De Simone con il Siracusa. A marzo gli scontri
scontri diretti che coinvolgeranno anche la Salernitana terza, staccata dalla lotta al vertice. Ci sono margini per una rimonta. Il Catania dovrà guardare anche i risultati di un Benevento che macina vittorie nel finale contro la Cavese e in pieno recupero contro Atalanta Under 23 e Picerno. Con 12 partite da giocare, 13 per il Catania, il cammino è ancora lungo e può aprire nuovi scenari. È indispensabile però, arbitraggi a parte, alzare l'asticella delle prestazioni rispetto alle ultime 2 giornate che fin qui hanno fatto la differenza. Allenamenti di mattina in vista della trasferta di Siracusa, dove mancheranno Lunetta espulso a fine gara e Corbari diffidato e ammonito contro i pugliesi. Miceli torna disponibile al centro della difesa, possibile convocazione per Di Tacchio. Bene, davvero tutto per questa edizione, la prossima ve lo ricordo alle ore 20, grazie per averci seguito e un buon pomeriggio.